Sarà una Pasquetta di corsa nel cuore del Friuli Venezia Giulia, quella che lunedì 28 marzo, sull'ormai classico percorso da Cividale del Friuli ad Aquileia passando per Palmanova, regalerà la terza edizione dell'UNESCO Cities Marathon, l'unica 42 km al mondo che collega due siti che sono parte del patrimonio dell'umanità. L'UNESCO Cities Marathon sarà arricchita da un ricco programma di eventi collaterali che si svilupperà per l'intero weekend pasquale. Sul sito unescocitiesmarathon.it e nella sezione Accommodation si trovano già le soluzioni più vantaggiose per trascorrere una vacanza in Friuli Venezia Giulia all'insegna della corsa e del benessere. L'UNESCO Cities Marathon offrirà la classica gara sui 42 km, anche quest'anno valida come campionato regionale del Friuli Venezia Giulia e aperta alla N-Bike, ma non solo. Sono previste anche una staffetta a coppie e la Julia Augusta Run, una prova sulla distanza di 16,595 km, aperta pure agli appassionati del Nordic Walking, che percorrerà il tratto finale del percorso della maratona. Il traguardo, per tutti, è fissato nella splendida Piazza Capitolo ad Aquileia. L'UNESCO Cities Marathon anche quest'anno coincide inoltre con la Run for Life, la 20ª marcia per la vita, corsa a carattere non competitivo che si svolgerà sui tre percorsi da 7, 12 e 21 km che toccano i luoghi più caratteristici di Aquileia. Grazie alla partnership con l'azienda provinciale dei trasporti di Gorizia, il giorno della maratona funzionerà inoltre un servizio navetta tramite pullman che consentirà agli atleti di raggiungere Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia. Il viaggio è gratuito e riservato ai concorrenti. Le partenze dei pullman sono previste da Pordenone, Gorizia, Trieste, Palmanova e Aquileia. Da Udine, invece, funzionerà un servizio di metro di superficie affidato alle ferrovie Udine-Cividale. Gli stessi collegamenti sono garantiti anche per il ritorno e per tratti, orari e prenotazione del viaggio, che dovrà essere obbligatoriamente effettuata entro il 28 febbraio 2016. Tutte le informazioni sono già definite sul sito unescocitiesmarathon.it. Per chi voglia prenotare il proprio pettorale per l'UNESCO Cities Marathon, sino al 31 gennaio la quota di iscrizione è 30 euro per la maratona, 40 per la staffetta e 15 per la Julia Augusta Run. Inoltre, sono previste quote di iscrizione scontate per le società che aderiranno alla manifestazione con almeno 6 atleti.